È ovvio che la situazione è complessa come è adesso, come ho detto prima, richiede misure di un certo tipo. Oggi noi non possiamo più dire che ci sono cluster in città con livelli superiori a 8-9 perché questi sono diffusi su quasi tutto il territorio genovese. Quindi, siccome il DPCM oramai ha inglobato le nostre prime ordinanze, cioè l'ordinanza che abbiamo fatto 10 giorni fa e la settimana scorsa, oramai per noi rimane soltanto da prendere la misura che impone i limiti alla mobilità, ovvero sia quella che abbiamo chiamato alta tensione, zone di alta tensione, dove ci sono limiti alla mobilità dalle ore 9 alle ore 6 del mattino. Bene, noi stiamo esaminando e lavorando su una possibile estensione della zona ad alta tensione, non solo sulle 4 zone identificate, ma su tutto il territorio di Genova.